Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Catania sgominata, una piazza di spaccio a San Berillo Vecchio, 8 ordinanze di cui 6 in carcere. Palermo, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ha disposto più controlli per la parrocchia dello Zen, presa di mira nei giorni scorsi, e vetri blindati per proteggere gli autisti degli autobus. Sarà potenziato anche il sistema di videosorveglianza. Palermo, 2 minorenni arrestati per la violenza sessuale su un bambino di 11 anni in un paese delle Madonie, una vicenda che resta ancora tutta da chiarire. Influenza, pronto soccorso siciliani sotto pressione per il boom di casi, i sintomi più gravi causati dalla variante K del virus, emergono inefficienze e carenze strutturali della rete ospedaliera. A Catania, classi quasi al completo all'Istituto Pizzigoni Carducci al rientro dalle vacanze. Un flop la campagna vaccinale organizzata dalla scuola per insegnanti, personale scolastico e alunni. Messina, il comune annuncia il progetto Strada Sicura. Oltre all'educazione stradale sarà potenziata la repressione delle infrazioni con l'introduzione di semafori intelligenti. Previsto anche un sistema di controllo delle auto in divieto di sosta. Calcio per la sfida interna con la Cavese, il Catania recupera Lunetta, importante jolly per Toscano e confida sul fattore Massimino. Dal sogno alla disfatta arriva un'altra mazzata per le società sportive del patron Valerio Antonini. In Lega Pro Trapani penalizzato di altri 7 punti, mentre la Shark rischia l'esclusione dal campionato di Serie A di basket. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale andando a Catania con l'operazione Safe Zone, ovvero zone sicure. È stata sgominata una piazza di spaccio a San Berillo Vecchio, 8 le ordinanze, 6 sono finiti in carcere. Simona Mazzone. Il modus operandi è quasi sempre lo stesso. Il cliente viene accompagnato in punti ben precisi del quartiere, la droga nascosta nelle fessure dei muri, dentro ai bidoni dei rifiuti, persino nei tombini, poi la contrattazione e la cessione. Siamo a San Berillo e qui un gruppo di uomini di origine africana gestisce una piazza di spaccio con ogni tipo di stupefacente, dalla cocaina al crack, dalla marijuana all'hashish. I fornitori tutti catanesi che assicurano a loro volta i rifornimenti di droga agli spacciatori direttamente sul posto, in modo da consentire una costante operatività senza interruzione. Da oltre un anno la polizia di Catania era sulle tracce del gruppo, preso grazie a un sistema di videoregistrazione che ha ripreso passo dopo passo quello che avveniva in una zona ben precisa di San Berillo Vecchio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania e condotte dalla squadra mobile dal Commissariato Centrale di Catania col gruppo Cinofili, hanno portato a 8 ordinanze per altrettanti indagati, 6 in carcere e 2 con obbligo di dimora. Si tratta della seconda fase dell'operazione Safe Zone, in cui complessivamente sono state emesse ordinanze per 46 indagati e sono stati sequestrati diversi chili di cocaina, crack, marijuana e hashish. Allo Zen di Palermo questa mattina il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sono stati disposti più controlli nella parrocchia che è stata presa di mira nei giorni scorsi e poi vetri blindati per proteggere gli autisti dei bus. Ma sentiamo il dettaglio nel servizio di Marco Gullà. Maggiori controlli attorno alla chiesa di San Filippo Neri allo Zen, più sicurezza con sistemi di videosorveglianza nel territorio e maggiori tutele con i vetri blindati anche per gli autisti dell'AMAT. Sono questi i provvedimenti presi dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Massimo Mariani. L'obiettivo dichiarato è evitare nuove escalation di violenza e presidiare con maggiore continuità un quartiere che chiede presenza dello Stato. Sul fronte della sicurezza, accanto alle pattuglie, si guarda anche alla tecnologia. È stata condivisa la necessità di potenziare la videosorveglianza, soprattutto nelle aree più esposte a vandalismi e azioni criminali. Telecamere come deterrente, ma anche come strumento concreto di indagine. E poi grande attenzione è stata dedicata al fenomeno delle occupazioni di immobili ampiamente diffuso nel quartiere e in mano a Cosa Nostra. Anche 15.000 euro per il benestare da parte della criminalità del quartiere e aggiudicarsi quindi abusivamente un immobile tra i padiglioni. Comune, prefettura e forze dell'ordine hanno stabilito una sinergia
energia per iniziare un lavoro di bonifica anche per questo fenomeno e così nei prossimi giorni partiranno iniziative mirate con il coinvolgimento diretto dell'Istituto Autonomo Casse Popolari per avere un quadro più chiaro della situazione abitativa e individuare soluzioni capaci di contrastare l'illegalità. Scattano 2 arresti di minorenni per la violenza sessuale su un bambino di soli 11 anni in un paese delle Madonie, una vicenda che è ancora però tutta da spiegare. Manlio Viola. Prima il bullismo, poi le minacce anche con un coltello, infine la violenza sessuale iniziata in estate e proseguita per mesi fino a dicembre. Una storia turpe di degrado giovanile avvenuta in un paese di montagna sulle Madonie nel Palermitano. Il luogo esatto non viene reso noto perché protagonisti, vittima e aguzzini, sono sempre dei minori, 3 in tutto. La vittima, un bambino di 11 anni che a dicembre scorso, dopo mesi passati a subire, ha raccontato tutto ai genitori. Adesso, dopo un ulteriore mese di indagini, la Procura dei minori ha mandato in comunità altri 2 ragazzini, uno che ha appena compiuto 14 anni, un secondo che ne ha 16. Sono accusati di violenza privata e violenza sessuale ripetuta. Il bambino, stando al suo racconto, riscontrato poi da una visita medica e da alcune tracce rinvenute sui cellulari dei ragazzi fermati, sarebbe stato la scorsa estate al centro delle attenzioni dei 2 ragazzi più grandi. All'inizio una sorta di stalkeraggio da bulli, poi a casa di uno dei 2 indagati sarebbero scattate le molestie e infine la violenza sotto la minaccia di un coltello. Vicenda ripetuta più volte stando alle indagini. Il bambino avrebbe subito in silenzio, spaventato dalla minaccia di ritorsioni, ma il suo atteggiamento a casa era cambiato, sempre più scontroso e irritabile. Ad accorgersene sono stati i genitori che, dopo averlo convinto a confessarsi, lo hanno accompagnato alla polizia di Termini Imerese a inizio dicembre. Da quel momento inizia l'inchiesta e adesso arrivano gli arresti. Una storia che però deve ancora essere chiarita, tanti gli aspetti che restano oscuri, ma le indagini continuano. Una notizia dalle agenzie: avrebbe ritardato la notifica di un atto giudiziario a una persona indagata per calunnia, facendo scattare i termini di prescrizione del reato. È quanto contesta l'accusa al luogotenente dei Carabinieri Antonio Pipitone, all'epoca dei fatti, nel 2022, comandante della stazione di Marsala. Il militare pertanto è finito sotto processo davanti al Tribunale di Marsala con l'accusa di omissione di atti d'ufficio. La Procura di Messina ha chiesto al Tribunale del riesame e gli arresti domiciliari per l'ex rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, indagato per peculato e falso nell'inchiesta sui presunti rimborsi irregolari. Dopo il no del GIP, i PM hanno ribadito la richiesta, mentre la difesa sostiene che non esistono esigenze cautelari e segnala la volontà dell'indagato di lasciare l'Ateneo. Il Tribunale si è riservato la decisione. Iris di Messina al lavoro per dare una identità al cadavere trovato carbonizzato in auto nel giorno dell'Epifania nelle campagne di Carlentini. Con il passare del tempo si rafforza l'ipotesi che possa trattarsi di Salvatore Privitera, il 35enne scomparso da Catania. Francesco Aloi. Più il tempo passa, più si consolida l'ipotesi che le ossa trovate carbonizzate a Carlentini possano essere di Salvatore Privitera. Al lavoro c'è anche il RIS di Messina. Bisognerà aspettare l'esito del test del DNA per capire se quello trovato nell'auto è veramente il corpo dell'uomo scomparso lunedì scorso da Catania. Il 35enne aveva un procedimento penale per spaccio, ma per il legale nominato dalla famiglia non avrebbe alcun legame con l'accaduto. Non riesco a ipotizzare dal punto di vista di questa situazione processuale che lui aveva, dei coinvolgimenti tali da finire poi in questa maniera. Gli investigatori stanno passando al setaccio ogni traccia. Potrebbe essere stato prima ucciso e poi legato dentro l'auto prima di appiccare il fuoco, oppure qualcuno potrebbe averlo prima drogato e poi bruciato vivo. Per avere tutti i risultati delle perizie, però, serviranno settimane, forse mesi. Di certo, ad ora c'è soltanto il luogo del ritrovamento, nel giorno dell'Epifania. Adesso cambiamo decisamente pagina e ci occupiamo dell'influenza, perché la Sicilia, in balia del picco influenzale, ospedali al collasso in buona parte delle province dell'isola, è una campagna vaccinale che ancora stenta a decollare. Simona Mazzone.
Ospedali al collasso, carenza di personale, pronto soccorso intasati. È la fotografia di ciò che sta accadendo nell'isola in balia del picco influenzale. Grave la situazione a Palermo, al Policlinico sospesi i ricoveri programmati, ad eccezione di quelli oncologici e di altre patologie gravi. A Catania affollati pronto soccorso di Garibaldi, Cannizzaro e Policlinico, dove si registra in media un 30% di pazienti in più. Può dare delle complicanze anche importanti come la polmonite virale, ma può dare anche delle sovrainfezioni batteriche, quindi la polmonite batterica che in genere insorge a distanza di 7-8 giorni dall'inizio dell'influenza, oppure ancora purtroppo possono verificarsi delle complicanze di tipo tromboembolico. In Sicilia è stato somministrato il 52,24% dei vaccini antinfluenzali, con oltre 655.000 dosi su circa 1.200.000 acquistate dalla regione. Chi sta male si rivolge al medico curante o più spesso si reca nei pronto soccorso, da qui l'affollamento che genera la crisi dei posti letto. C'è una carenza oggettiva di risorse umane, medici in particolare, c'è un'esigenza di attivare queste case delle comunità. Sono 146, 22 sono state attivate, abbiamo tempo fino al 30 giugno. Alla provincia di Palermo va il primato di vaccini acquistati, seguono Catania e Messina, mentre quella con la maggiore percentuale di dosi somministrate è Siracusa. Gli esperti consigliano la vaccinazione, soprattutto se si hanno contatti con soggetti fragili. E oggi la ripresa delle scuole in Sicilia, in realtà le classi si sono mostrate quasi al completo. Noi siamo andati con il nostro Tonino De Mana all'Istituto Pizzigoni Carducci di Catania, anche se sappiamo, una volta iniziata la scuola, lo scenario proprio per il dilagare dell'influenza, il contagio estremamente importante, potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Sentiamo. Rientro a scuola e festività appena terminate. Il mix è servito per aumentare i contagi quando il picco influenzale è ancora lontano. Mentre gli ospedali sono sotto pressione, il ritorno tra i banchi non ha fatto registrare particolari problemi che probabilmente potrebbero esserci nei prossimi giorni, come ha spiegato nel corso di Buongiorno Sicilia il dottor Antonio Di Mauro, responsabile pronto soccorso del Cannizzaro di Catania. Ci avremo questi giovanissimi con sintomi lievi, che però sono degli ottimi portatori e quindi loro lo diffonderanno agli insegnanti, agli operatori scolastici e quindi loro alle loro famiglie. Ci attendiamo nei prossimi 5-6 giorni che ci sia un'ulteriore ondata di picco. All'Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci di Catania, lezioni regolari e classi quasi al completo, anche se da queste parti il virus influenzale ha colpito duro prima delle vacanze. Prima di Natale c'è stato un picco di bambini assenti, tant'è che nelle classi a volte c'erano solo 2 o 3 bambini. Poco prima delle 11 è il momento della ricreazione, con un accorgimento. Si lavano le mani perché è importante per tutti, soprattutto per i bimbi e specialmente in questo periodo che siamo un po' KO con il raffreddore e l'influenza che sono in giro. La scuola Pizzigoni Carducci ha aderito alla campagna di vaccinazione anti-influenzale. Su 1500 tra alunni e operatori scolastici una quarantina hanno accettato di utilizzare questo strumento e quindi sono vaccinati. Sappiamo che altri fanno il vaccino per conto proprio. Lei si è vaccinato? Io personalmente sì, anche perché avevo paura della puntura, però è davvero semplice. Per i bambini invece si usa uno spray. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a Caltanissetta dove migliorano le condizioni delle persone intossicate da botulino. A tra poco. Siamo tornati in studio. Intossicati da botulino dopo il cenone di Capodanno a Canicattì. 2 dei pazienti sono ricoverati a Caltanissetta e le loro condizioni sono gravi ma in miglioramento. Rita Cinardi. Sono ancora ricoverati nel reparto di neurologia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta 2 dei 10 pazienti intossicati da botulino dopo il cenone di Capodanno a Canicattì. Si tratta di 2 cinquantenni ancora in prognosi riservata, le cui condizioni restano gravi ma stabili. Al loro arrivo in ospedale i 2 pazienti presentavano chiari sintomi neurologici della tossinfezione, visione doppia, difficoltà a parlare e respirare, preceduti da disturbi gastrointestinali. Fondamentale è stata la tempestività dei soccorsi. Abbiamo visto che in realtà c'erano altri 8 casi nel pronto soccorso di Agrigento e di Canicattì.
Questo immediatamente ha innestato l'ipotesi che questa potesse essere una tossico-infezione alimentare della tossina botulinica e quindi abbiamo attivato il protocollo che in questi casi si fa. Grazie alla segnalazione tempestiva al Centro Antiveleni di Pavia, all'Istituto Superiore di Sanità, è stato inviato d'urgenza da Catania il siero con anticorpi antitossina botulinica somministrato a uno dei 2 pazienti che non aveva risposto alle terapie tradizionali. I pazienti stanno meglio, stanno recuperando la situazione neurologica che era gravissima all'inizio, adesso è in netto miglioramento. È fondamentale quello che ho detto all'inizio, cioè individuare subito i sintomi precoci della compromissione neurologica. Tra gli alimenti sospetti, tartine a base di sgombro consumate durante la festa, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Più grave la situazione di un altro uomo tuttora ricoverato in rianimazione all'ospedale di Agrigento. Nel giorno in cui si ricorda Peppe Alfano, ucciso dalla mafia 33 anni fa a Barcellona, a Pozzo di Gotto, interviene la Presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo e dice: voglio rendere omaggio a un giornalista antimafia che ha fatto della ricerca della verità una missione civile. Con il suo lavoro libero e coraggioso, Beppe Alfano ha denunciato le infiltrazioni mafiose nel suo territorio, pagando con la vita la scelta di non piegarsi all'omertà e alle intimidazioni. Dal 12 gennaio al 15 novembre partiranno i lavori di risanamento e adeguamento delle barriere di sicurezza del viadotto 5 Archi sull'autostrada A19 Palermo-Catania. I lavori riguarderanno solo la carreggiata in direzione Palermo. Durante il cantiere il traffico scorrerà a doppio senso sulla carreggiata opposta verso Catania. L'intervento rientra nel piano di ammodernamento dell'autostrada. E adesso a Messina il Comune lancia il progetto Strada Sicura, che significa che oltre all'educazione stradale viene potenziata la repressione con l'introduzione di semafori intelligenti per contrastare le infrazioni e un sistema di controllo delle auto in divieto di sosta. Francesco Triolo. Da un lato l'educazione stradale da svolgere nelle scuole tra i giovani, dall'altro la repressione dura e senza confini. Messina lancia il progetto Strada Sicura che prevede controlli più stringenti per una città che a detta dell'amministrazione può essere più ordinata. Pronti ad entrare in funzione ci sono i varchi elettronici all'ingresso delle isole pedonali di Piazza Duomo, Viale San Martino e Piazza Cheroli e Torrefaro per consentire l'accesso solo ai veicoli autorizzati, ma gli spauracchi per automobilisti e scooteristi sono altri 2. Intanto i Fotored, un sistema di 10 impianti semaforici negli incroci più trafficati e pericolosi che verbalizzeranno le infrazioni, come il passaggio con il rosso oppure la fermata oltre la linea di stop. Quindi il sistema Guardium, dedicato al monitoraggio delle soste irregolari, consentirà controlli più efficaci in tempo reale, doppie file, parcheggi agli incroci. A Roma il gemello Cerbero ha fatto decuplicare le multe. I sistemi di controllo non sostituiranno l'attività della polizia municipale, è stato assicurato, con un agente sempre presente per l'accertamento, la verbalizzazione e l'eventuale sanzione delle infrazioni. Ma intanto gli automobilisti messinesi sono stati avvisati. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torneremo con lo sport. Inizieremo con il calcio e con il Catania che si prepara alla partita di domenica contro la Cavese. A tra poco. E siamo al calcio intanto con il Catania che si prepara alla partita di domenica con la Cavese, con la buona notizia del recupero di Lunetta, importante jolly per Toscano. Marco Carli. Ritrovare il Massimino e il jolly Lunetta, 2 notizie importanti per il Catania in vista del prossimo match con la Cavese. Lo stadio di casa, lo sappiamo, è più di un fattore. I rossazzurri al Massimino finora sono andati come un treno, lo dicono i risultati, lo dicono le cifre, così come il gioco espresso in tutti gli appuntamenti al Massimino. Ma anche la costante cornice di pubblico che ha tutti gli effetti da Serie A per presenza e sostegno. L'obiettivo è confermare tutto quanto di buono si è visto nel girone d'andata. Stesso discorso vale per Lunetta, un fattore per l'unicità di quello che può dare, non
non solo in termini di gol. Toscano l'ha detto chiaramente dopo Foggia: riempire l'area è più facile quando in campo c'è il prezioso Jolly che garantisce in questo senso un maggior sostegno per il lavoro dell'unica punta. Sono le caratteristiche del giocatore milanese che tanto sono servite al Catania e che hanno prodotto finora 7 gol e 3 assist. La sua assenza a Foggia si è sentita, non sarà così con la Cavese, che a proposito deve fare a meno di Cionek e di Arrasubà, squalificati, Evangelisti e Pelamatti possibili sostituti. Così come il Catania deve trovare l'alternativa per Celli, anche lui appiedato dal giudice sportivo. Allegretto, se riuscirà ad esserci dal primo, o l'arretramento di Quaini sono le opzioni possibili al momento. Intanto sul mercato si lavora ancora per Giabua, grazie a buoni rapporti con l'Atalanta, e per il difensore Miceli, dopo l'ottimismo registrato negli ultimi giorni per il rinnovo di Jimenez. Un altro che il Catania vuole sia un fattore, come dimostrato con l'Atalanta nell'ultima allo Stadio Massimino. Casa è autentico fortino rossazzurro. Dalle stelle alle stalle, diciamo così, per le società sportive del patron Valerio Antonini. Oggi infatti arriva la nuova penalizzazione per il Trapani Calcio, meno 7 punti, mentre la Corte federale dichiara inammissibile la richiesta di ricusazione del collegio giudicante presentata dallo stesso Antonini e che riguarda il basket. Ma sentiamo Laura Spanò. Dal sogno alla disfatta arriva un'altra mazzata per le società sportive del patron Valerio Antonini. Il Tribunale federale ha sanzionato il Trapani FC, che milita nel campionato di calcio di Serie C, con un'ammenda di 6.500 euro, infliggendo 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazione di natura amministrativa. Il club era stato già deferito lo scorso 6 novembre dopo la segnalazione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive. Con questi ulteriori punti di penalizzazione il club Granata passa da 26 a 19 punti in piena zona retrocessione. Inoltre lo stesso tribunale ha disposto 4 mesi di inibizione e 1.500 euro di ammenda a Valerio Antonini, altrettanti a Vito Giacalone, 16 mesi a Andrea Oddo e 12 mesi a Salvatore Castiglione. Non va neppure bene per il basket. La Corte federale ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione del collegio giudicante che ieri sera era stata avanzata dal club Granata poco prima dell'udienza davanti al Tribunale federale per le presunte irregolarità commesse in sede di iscrizione al campionato. La conseguenza è il rinvio dell'udienza e la necessità di nominare un nuovo collegio giudicante, ma intanto per il club Granata resta il dubbio se potrà scendere in campo sabato sera contro Trento con una squadra ridimensionata. Visto il numero di giocatori ormai andati via, quella di sabato sera potrebbe rivelarsi un'altra partita farsa come quella vista in Champions. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti grazie per l'attenzione. Buona serata.